Il vento gelido soffiava sui loro volti, ma lo sguardo di chi impugnava i fucili era più gelido di qualunque vento glaciale. Le risate dei bambini sapevano confondere le urla, ma i giochi non animavano i campi di battaglia, poiché le armi, i soprusi, le violenze, la morte dominavano su quel diabolico creato. Il fumo anneriva il cielo e le nuvole si confondevano con la scia della morte. Gli indumenti lasciavano i corpi e sulla terra giaceva una montagna di abiti senza identità. I corpi smarrivano quello che erano e spesso, ammassati a terra, morivano 2 volte. Camminavano lenti, arrancavano e continuavano a cercare la vita perduta, senza essere morti ancora, senza aver cessato di vivere. Con le speranze cosparse di veleno avanzavano a rilento lungo la via che li avrebbe aiutati a smettere di vivere. Sapevano di non poter fuggire, sapevano di non poter scegliere. Ormai avevano perso tutto. Avevano perso i figli, i genitori, i fratelli, i coniugi, la famiglia tutta in un deserto di vita. Avevano perso la vita prima ancora di perderla, tra le fiamme, tra gli esperimenti più assurdi, tra la fame e il degrado, la denutrizione e il deperimento. Sapevano che avrebbero fatto giacere i loro corpi, ma credo avessero lasciato le loro anime aggrappate ai ricordi di vita quell'attimo prima di salire su quei vagoni dell'orrore, quei vagoni troppo pieni e così vicini più all'orrore che alla morte stessa. Per tutto il dolore patito, per tutta la disperazione vissuta e l'orrore inghiottito, il potere della loro memoria